Ciao amici telespettatori, buonasera a tutti. Questa sera sono naturalmente insieme ad Olga. Ciao a tutti. Indovinate perché? Perché questa sera, ripeto, abbiamo intenzione di andare nuovamente all'Eclisse, la famosa discoteca di Marsala, amici telespettatori. Perché? Perché questa sera ci sarà un ospite importantissima. Se vi ricordate bene, ha fatto un programma Real TV e ha fatto anche il mercante in fiera su Italia 1. E parlo, amici telespettatori, di Annette Stevens, la gatta nera, miau! Va bene amici telespettatori, allora venite con noi e vediamo questa sera come finirà, ok? Venite con Olga e Alberto. Dai, andiamo. Amici telespettatori, siamo arrivati all'Eclisse, adesso entriamo e andiamo a vedere se troviamo la gatta nera. Miau! Andiamo, dai, venite con noi. Ciao, tu sei?
Alessandro. E tu? Raffaele. E tu? Flavia. E tu? Giuseppe. Prego. E tu? Va bene ragazzi. Ditemi, ogni sabato siete in discoteca qui all'Eclisse? Quasi ogni sabato sì, lo possiamo dire. Ti piacciono gli ospiti che c'è all'Eclisse? Sì. Sì, Questa sera c'è la gatta nera. Ti piace la gatta nera? moltissimo direi. Tu lo sai quanti anni c'ha la gatta nera? No, lo vorrei sapere. Lo vedrai in TV quando la intervisteremo. Allora ora lo posso sapere. Certo, quanti anni c'hai tu? 18. E di dove sei? Marsala. Marsala, che cos'è che ti spinge a venire in discoteca? La musica, si conosce tanta gente. Per te invece? Pure la musica, si balla bene. Sabato. Tu vieni in discoteca ogni sabato? No, quasi ogni sabato. E per te invece? La gatta nera stasera. Vabbè, la gatta nera stasera. La curiosità di vedere la gatta nera. La curiosità di vedere la gatta nera. Mentre gli altri sabati, che cos'è che ti ispira a venire in discoteca a ballare? Il divertimento, la voglia di divertirmi perché non c'è molto da fare, quindi è bellissimo venire in discoteca. Come ti chiami, hai detto? Flavia, Quanti anni c'hai? 18, Di dove sei? di Marsala. Mentre te? Che cos'è praticamente che ti spinge a venire in discoteca ogni sabato? A vedere la gatta nera. Vabbè, la gatta nera stasera. Mentre gli altri sabati? Perché mi piace ballare Stare con gli amici. con gli amici, bere qualcosa, stare anche un po'. Come ti chiami? Giuseppe, Quanti anni c'hai? 18, E di dove sei? di Marsala. Ok, grazie Giuseppe. Va bene. Bene amici telespettatori, siamo nella rubrica dei cuori solitari mentre che siamo qui alla discoteca L'Eclisse e vi voglio presentare un ragazzo. Ciao, tu sei? Mirko, Quanti anni c'hai Mirko? 18. 18 anni, amici, e cerca l'anima gemella. Ascolta Mirko, come dovrebbe essere questa tua ragazza ideale? Ma abbastanza alta, alla stessa età mia, occhi verdi, una bellissima ragazza. Va bene Mirko, quanto sei alto tu? Io 1,85, 1,85, c'hai gli occhi di colore castani, castani, capelli mesce. castani misci. Poi dimmi, tu lavori? Io sì, Che lavoro fai? barista. Barista. Lavoro cameriere. Di dove sei esattamente? Io di Maretti, un'isola, Perfetto, lei sei un isolano. un isolano. Va bene Mirko. Bene, amiche telespettatrici, abbiamo conosciuto Mirko che cerca la sua anima gemella. Come dovrebbe essere questa ragazza? Cioè ti piace bionda, bruna? Ma lo stesso, basta che è una ragazza. Logicamente la vuoi magra o grassa? No, magra. Certo. L'età? L'età 18. 18 anni. Dai 18 fino a? Ai 20. Fino ai 20, da 18 ai 20. Massimo? Basta. Va bene Mirko, quali sono i tuoi hobby? I miei? Sì. I tuoi hobby? Come passi il tempo nella giornata? Io andare in giro con la moto. E poi? E poi basta. Ti piace solo questo fare? Giro con la moto, con le moto, andare in montagna. Va bene Mirko. Diciamoci un'altra cosa. Che carattere c'hai? Tu come ti descrivi? Io, le caratteri più bello di tutte le ragazze che ci sono. Cioè? Che le ragazze io le tratto bene. Esatto. Non sei molto dolce? Io sono molto dolce. Romantico? Sì. Ti piacciono le poesie? Questo sì. La musica ti piace? Napoletana. La musica napoletana. Napoletana. Vabbè, ti piace andare in discoteca logicamente? Certo, io sapevo. Vabbè, ripeto amiche telespettatrici, per chi fosse interessato a Mirko di Marettimo, in provincia di Trapani, può telefonare al suo numero telefonico che ora Mirko ci dirà per via televisiva. 339 60 37 863. Sentito? Chiamate. Ripetilo di nuovo nel caso qualcuno non l'ha sentito. 339 60 37 863. Ok, va bene, ciao da Alberto, ciao anche da Mirko. Ciao amici. Amici telespettatori, indovinate un po', sono nel camerino con Annette Stevens, la gatta nera. Ciao Annette. Ciao, buonasera. Allora Annette, quanti anni c'hai? 23, 23 anni. Qual è il tuo paese di origine? venezuelana. Venezuelana.
Wow. Va bene, Annette, quanto sei alta? È un bel po'. Abbastanza. Un bel po' per spaventare gli uomini. Più di 1,90 m perché... No, meno, Meno di 1,91 m. 1,81. 1,81 m, più tacchi, quindi sarà intorno ai 2 metri. Va bene, ascolta, praticamente come è iniziato il tuo successo? È iniziato quando mi sono trasferita a Milano, devo dire. Mi ha portato tanta fortuna, ho iniziato a lavorare con questa ragazza che fa la gente che si chiama Paola Benegas e ho iniziato lavorando nella 7 in una rete più piccola, poi ho fatto il casting per Real TV e grazie a Dio sono stata scelta. La botta di fortuna è arrivata, ecco. Ok, tu vuoi fare qualche domanda? No, e poi alla Mercando in Fiera abbiamo visto che sei... Sì, vabbè, il mercante in fiera, il personaggio della gatta nera che avete già visto, è un personaggio che mi ha portato tanta fortuna, è un personaggio che mi ha permesso di entrare nelle casse delle famiglie italiane in un modo diverso, perché è un personaggio che è adorato da uomini, bambini, donne, non è la solita valetta che magari può piacere solo ai uomini, ecco. Va bene, Annette, come ti definisci, dolce o aggressiva? Una via di mezzo. Una via di mezzo? Sì. Va bene. Ti piace essere conquistata o conquistare? Dipende, dipende dall'uomo, dipende. Se è un ragazzo timido magari mi piace prendere io l'iniziativa perché mi piace sentirmi più forte. Invece se è un uomo più forte di me preferisco che sia lui a conquistarmi. Va bene, poi un'altra cosa, tutto quello che noi vediamo è tutto naturale? Tutto natura, lo dicono tutti, però... Certo, per cui vedete amici telespettatori, è tutto naturale. Raccontaci, la Sicilia? Ti piace la Sicilia? Guarda, moltissimo, sono stata 2 o 3 giorni fa in Catania, ho girato un po', a Palermo non ero mai stata, ero stata così di sfuggita, però quel poco che ho visto fino adesso mi è piaciuto tantissimo, ho mangiato tanto pesce, quindi fino adesso devo dire che è stata una bella esperienza, molto bella la Sicilia. E gli uomini siciliani come sono? Sono molto caldi, mai uscita con un siciliano, però solo già al primo contatto si capisce che siete caldi. Certo. Uomini siciliani, ancora non ha provato l'uomo siciliano. A proposito di uomo, il tuo tipo ideale come dovrebbe essere? Cosa ci dovrebbe essere in un ragazzo per piacerti, per colpirti? All'inizio ovviamente lo sguardo, deve avere uno sguardo Magnetico. Sì, magnetico. E poi magari quando creo un primo approccio devo capire che è un ragazzo sensibile e determinato. Certo, cioè ti piace praticamente la dolcezza con il carattere fermo. Ascolta, un'altra domanda. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Allora, di sogni ne ho diversi. Uno principalmente per il cui sto lavorando tantissimo sarebbe condurre un talk show, anche ideato da me, perché no? Il tuo hobby preferito invece? Mio hobby preferito giocare a carte. C'è un gioco che mi piace tantissimo che ho imparato qua in Italia, si chiama Burracco. Come E si chiama? quando posso Burracco, sì. E quando posso gioco a carte con i miei amici a casa. Va bene, un'ultima domanda molto importante che i nostri amici telespettatori vogliono sapere. Sei single? Sì, anche se non ho l'anello, però sono fidanzata, sì. Va bene, ok, auguroni. Felicemente fidanzata. Perfetto, va bene, grazie Annette Stevens. Grazie a voi. Un salutone da Alberto, da Olga e da tutto lo staff di Strano Mondo Siciliano e soprattutto dai telespettatori. Un saluto alla Strana Esatto, Siciliana. un saluto. Ciao. Un grande saluto, un grande abbraccio a tutti gli amici di Strano Amore Siciliano. Ciao.